Vasche semivuote, lezioni di acquagym con 2 persone anziché 8, disdette varie ai corsi autunnali appena iniziati. È bastato annunciare la settimana di controlli da parte del Premier Conte che gli iscritti in piscina hanno rinunciato ad andare, svuotando di fatto spogliatoi e vasche per paura di un'ulteriore stretta sulle attività sportive. È in asse all'opera monitorare il rispetto delle norme anti-Covid su 105 piscine a livello nazionale e su una quindicina in Veneto sulle 70 dell'Asso Nuoto, risultate tutte a norma. In questi 5 mesi abbiamo avuto circa 6 milioni di ingressi all'interno degli impianti natatori, abbiamo subito verifiche dai vari organi preposti a fare queste cose e non abbiamo riscontrato alcun focolaio, alcuna sanzione. Quindi diciamo che ci sentiamo di dire che gli impianti natatori sono zone sicure. L'hanno definita una settimana di purgatorio, sperando ovviamente che non si trasformi in un inferno del settore, il che rende l'idea dello stato d'animo con cui i gestori di impianti natatori attendono l'ennesimo annuncio domenicale, dopo mesi in cui il fatturato è calato del 40-60%, causa costi fissi invariati, costi di adeguamento e sanificazione e riduzione degli iscritti. Dai percorsi differenziati alla mascherina fino alle gradinate, alla igienizzazione di tutti gli attrezzi usati, ore di attesa in cui si chiede vengano riconosciuti gli impegni presi senza demonizzare la categoria. E noi ci aspettiamo che, non dico che ci dicano bravi, perché abbiamo dimostrato di essere in grado di contenere e di, come dire, di attuare tutte le normative che ci sono state fatte, ma ci aspetteremo anche che facciano capire alla popolazione che forse appunto questi ambienti sono effettivamente sicuri.